Avanti, saggio mastro, vanno i cavalli con tutto il rispetto che si porta alla vostra bella presenza, e non i cristiani veramente battezzati. E allora accomodatevi e fateci vedere la vostra bella faccia. Sono a disposizione del nobile crimine e di tutti i membri della nobile famiglia Montalbano, presenti e assenti. Si riunirono i capi pastori, tre capitrini tutta la provincia, l'affiliata di Capirrioni, la causa do crimine comincia. Corte Suprema crimini veraci, e le picciotte che non hanno voce, perché sto giorno causa si face una candela che ci fa luce. E la sacra famiglia Montalbano, che sta giornata andava a giudicare, non camorrista che mancanza fece, con prove mi lo faci condannare. La trascuranza fatta è grave assai, picco approfitta di lo ruolo suoi, la così piddo sono grossi guai, perciò sgarrista difenditi se poi. Voi siete stato battezzato con la vera acqua lustrale e lavato dalle pungenti spine, e non solamente per fare i vostri compiti e per avere solo rispetto e protezione, ma anche per altro. Ma su rimarsi feci trascuranza e aspetto fiducioso la sentenza. La feci in buona fede e speranza, e voi mi giudicate con coscienza. Sto sacro tribunale in avalanza, giusto e preciso sempre all'occorrenza. Cerco perdono per la mia mancanza e dopo accetto la vostra sentenza. Lo sacro tribunale giudicao e la sua pena così ci stabilio, che di camorrista a Cardulo degradau e all'offeso puro lo risarcio. 2 anni penitenza andranno a passare, se degni e meritevoli poi si vede. Triste l'impetto ci hanno a praticare, con un pugnale così a finire. Che gli siano piantati in petto 3 garofani rossi a 5 punte, che risarcisca l'offeso della cassa comune con pena pecuniaria, che si degradi a cardo spinoso per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni, dopodiché
se saprà essere nuovamente degno e meritevole, gli si leveranno le spine e sarà riammesso a far parte della sacra famiglia Montalbano col grado di picciotto semplice.